Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Emergenza finita al cimitero dei Rotoli di Palermo, niente più bare in deposito in attesa di essere tumulate. Il sindaco La Galla annuncia l'abbattimento delle tombe abusive e la riattivazione in tempi brevi del forno crematorio. Sequestrata nel catanese la fattoria Etna Park, l'attività sarebbe riconducibile ad Alfio Brancato, esponente del clan Santa Paola Ercolano nel territorio di Aci Catena. Marinerie siciliane in rivolta contro le limitazioni alla pesca a strascico volute dall'Unione Europea, sit-in con sindacati e associazioni di settore al porto di Sciacca. I pescatori dicono: così si uccide un settore. Tassa di soggiorno, aumenti a Palermo da 1 a 5 euro in base alla tipologia alberghiera. Gli incassi servono a rimpinguare le casse dei comuni, ma è polemica sul loro utilizzo. A Taormina, dopo 3 anni di lavori, riapre al pubblico l'Isola Bella. Gli interventi hanno interessato la darsena danneggiata dalle mareggiate e Villa Bosurgi. Ancora ben trovati da Sicilia 24. Dopo 3 anni, emergenza finita al cimitero dei Rotoli di Palermo, dove in deposito non ci sono più bare in attesa di sepoltura. Il sindaco La Galla annuncia l'abbattimento delle tombe abusive e la riattivazione in tempi brevi del forno crematorio. Sentiamo Marco Gullà. Emergenza terminata, non ci sono più bare in attesa nel deposito del cimitero dei Rotoli a Palermo. Finisce quindi l'emergenza che aveva costretto il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, a chiedere al Ministero della Protezione Civile, Nello Musumeci, poteri commissariali. Dallo Stato erano arrivati anche i soldi per gli interventi. I depositi e i tendoni avevano ospitato fino a 1500 bare. Finalmente i titoli di coda ad una vicenda assolutamente indecorosa. Uno sforzo di lavoro congiunto che ha premiato l'impegno di tutti, e questo è un successo più che per l'amministrazione, per la città, perché attraverso la dignità del lavoro e attraverso il rispetto della dignità della morte abbiamo ridato giusto riposo e giusta sepoltura a chi quella sepoltura, anche attraverso il dolore dei familiari, puntualmente e giustamente reclamava tempo per tempo. Nell'aprile scorso sono stati smontati i tendoni che per mesi avevano custodito le bare che non potevano essere tumulate per mancanza di spazi. Non è la conclusione dell'emergenza cimiteriale, perché ora ci dedicheremo al miglioramento ulteriore della qualità delle strutture e dei luoghi, rimetteremo in funzione il forno crematorio e abbatteremo tutte quelle superfetazioni che hanno portato anche alla realizzazione di tombe abusive in questo cimitero. Intanto si sta progettando un nuovo impianto. Nei piani dell'amministrazione inoltre sono previsti interventi di ampliamento negli altri 2 cimiteri comunali, Santa Maria di Gesù e Cappuccini. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito il sequestro preventivo della fattoria Etna Park SRLS, riconducibile ad Alfio Brancato, 49 anni, ritenuto esponente del clan Santa Paola Ercolano e referente della famiglia mafiosa ad Aci Catena. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura etnea. Dispone il sequestro dal valore di 300.000 euro e l'affidamento a un amministratore giudiziario dell'azienda che esercita attività di organizzazione di eventi, Grest estivo, fattoria didattica. L'indagine è stata avviata da militari della Compagnia di Acireale e della Guardia di Finanza nell'ambito di accertamenti in materia di reddito di cittadinanza. Durante le verifiche sarebbe emersa la disponibilità di beni per importi sproporzionati rispetto alla posizione reddituale e patrimoniale rilevata a diversi soggetti riconducibili all'alveo familiare di Brancato, le cui molteplici vicende giudiziarie, che appunto quelle che lo hanno riguardato negli ultimi 30 anni, sottolinea la Procura, gli attribuirebbero addirittura un ruolo di referente della famiglia mafiosa nel territorio di Aci Catena. Marinerie in agitazione ieri anche in Sicilia contro l'Unione Europea per le forti limitazioni imposte alla pesca a strascico. Associazioni e sindacati di settore si sono dati appuntamento al porto di Sciacca per protestare. Per noi c'era Davide Sardo.
Anche dalla Sicilia, da Mazzara del Vallo, Porticello e Sciacca nell'Agrigentino parte il messaggio di protesta contro l'action plan della Commissione Pesca dell'Unione Europea che mira ad eliminare la pesca a strascico già regolamentata, ponendo nuove pesantissime limitazioni basate su dati scientifici non aggiornati e accurati. Sit-in al porto saccense con le associazioni e sindacati di settore a fianco di tutti gli operatori, lavoratori e imprese della pesca in pericolo per le nuove norme da Bruxelles. Noi speriamo di sensibilizzare l'Europa, ci sono presidi in tutte le marinerie d'Italia, quindi si stanno mobilitando per la prima volta assieme sia le organizzazioni sindacali che le organizzazioni datoriali, perché tutti assieme abbiamo capito che si sta distruggendo un settore importante e quindi pensiamo di incidere su delle scelte che ci penalizzano fortemente. Se fanno morire qua la pesca italiana, ma non è in questo tratto di mare non viene nessuno, i tunisini, gli algerini, tutti qua vengono a pescare, a noi ci tolgono il mestiere per le mani e l'attività se la vanno a prendere naturalmente chi non appartiene delle nostre zone. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe, peraltro, sottolineo le varie sigle sindacali, un aumento delle importazioni da paesi in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. Contro la pubblica amministrazione, bonus edilizio nel mirino della Guardia di Finanza che ha pubblicato il suo report annuale. Tra i percettori del reddito di cittadinanza, parliamo della città di Catania, 9 su 10 sono risultati irregolari. Tonino De Mana ha sentito il generale Antonio Raimondo, comandante provinciale. Reati contro la pubblica amministrazione, una tendenza che è in aumento a Catania. Numeri significativi in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ma non solo. La materia della spesa pubblica è stata oggetto anche di importanti e significativi risultati anche in materia di reddito di cittadinanza. Se pensiamo che su circa 600 controlli 9 su 10 sono risultati regolari con indebite corresponsioni di redditi per 7,7 milioni di euro, ci rendiamo conto dell'entità delle attività illecite sul settore della spesa pubblica che rappresentano in questo momento storico un momento chiaramente molto delicato e molto significativo. Guardia di Finanza in prima linea anche per quanto riguarda il bonus edilizio, le truffe sul bonus edilizio. Sì, anche lì il nostro presidio di legalità di contrasto è partito già da tempo su un'attività di analisi di rischio avvalendosi delle banche dati di cui il Corpo dispone. E su questo punto mi preme sottolineare come l'utilizzo dell'informatica operativa consenta ad esempio con semplici interrogazioni di poter avere in tempo reale una risposta su circa 120 banche dati contemporanee, quindi le attività di analisi di rischio effettivamente incrociando i dati ci consentono di muoverci sui profili fiscali e sui profili più illeciti in maniera quanto più selettiva e chirurgica, quindi attività di controllo consistenti e numerose anche quest'anno, ma svolte in maniera selettiva e mirata sui soggetti che presentano maggiori allerte di rischio. E poi c'è il grande classico della droga, ingenti sequestri che avete fatto. Sì, quest'anno ahimè i sequestri sono stati piuttosto consistenti, l'ultimo di qualche mese fa, come abbiamo potuto notare, proprio al largo delle coste catanesi, quasi 2 tonnellate di cocaina che galleggiavano in attesa di essere evidentemente recuperate. È una tendenza che chiaramente induce tante riflessioni. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, andiamo alle agenzie. Sono 1208 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dove durante la notte hanno fatto ingresso anche gli ultimi 258 salvati. Nonostante la prefettura di Agrigento continui ad effettuare quotidianamente dei trasferimenti per circa 500 persone, la struttura di Contrada Imbriacola resta sotto stress. Per la mattinata l'ufficio territoriale del governo ha disposto
disposto il trasferimento di circa 500 migranti con la nave Cassiopea della Guardia Costiera che andrà ad Augusta e a Catania, e poi di un altro gruppo di migranti con il traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle. E adesso ci occupiamo della tassa di soggiorno. A Palermo un aumento che porterà i turisti a pagare nelle strutture di lusso fino a 5 euro, ma ci spiega tutto Lorena Dolci. Per i bilanci di molti comuni è una bella boccata di ossigeno, per i turisti è la stangatina extra che non ti aspetti. A livello nazionale gli incassi della tassa di soggiorno continuano a crescere, 678 milioni con un più 9,5%. Per legge i proventi servono a finanziare proprio i servizi offerti ai visitatori, dai trasporti al verde alla manutenzione dei beni monumentali. In Sicilia sono 291 i comuni considerati turistici e autorizzati a incassare l'imposta. A Palermo, non senza polemiche, il Consiglio Comunale ha approvato da poco gli aumenti. Si andrà da 1 euro per gli alberghi a 1 stella fino a 5 euro per i 5 stelle. Secondo le previsioni, il gettito dell'imposta dovrebbe quasi raddoppiare, passando dai 3,8 milioni dell'anno scorso agli oltre 6 del 2024. Una scelta con ricadute sul territorio. I servizi destinati alle attività turistiche non sono altro che gli stessi servizi di cui fruiscono ogni giorno i cittadini. A Catania i turisti pagano da 2 a 5 euro per l'unica struttura lusso della città, senza distinzione di stagione. L'anno scorso l'incasso è stato pari a circa 3 milioni e 400 mila euro, con una proiezione per il 2023 vicina a 3 milioni. Somme in un comune in dissesto, utilizzate ad esempio per il restauro della Fontana dell'Elefante in Piazza Duomo e prima ancora per la Galleria della Pescheria e per l'illuminazione artistica delle chiese, ma anche per gli eventi del Summerfest, i concerti di Capodanno e per la festa di Sant'Agata. Mentre alle Isole Eolie si paga un solo ticket di sbarco pari a 5 euro, a Taormina, altra capitale del turismo, gli importi non sono cambiati negli ultimi anni, da 3,50 a 5 euro per un 5 stelle, ma la polemica riguarda l'utilizzo. Dall'introduzione del gennaio 2013 tutto quello che è stato incassato a Taormina, e negli anni buoni erano anche 3 milioni e mezzo di euro all'anno, non sono mai stati destinati all'impiego per il quale, allo scopo per il quale questa tassa di scopo prevedeva di impegnarli. Quindi, fin quando non riusciremo a modificare questa impostazione, noi di Taormina saremo contrari a qualsiasi aumento. Altro tema sono le case vacanza, sempre più diffuse, che potranno essere intercettate grazie al CIR, il codice identificativo regionale. Ha reso, possibile la normalizzazione, fatemi dire, di tutta una serie di strutture che quindi oggi saranno inserite nel circuito, ufficiale e corretto, del mondo turistico, e anche a queste chiaramente verrà chiesta, l'applicazione della tassa di soggiorno per i loro utenti. Torna a splendere l'Isola Bella di Taormina dopo lavori di manutenzione straordinaria durati 3 anni. Ieri la riapertura e già numerosi turisti provenienti da tutto il mondo hanno affollato questo luogo incantevole. Simona Mazzone. Torna alla luce l'Isola Bella a Taormina dopo 3 anni di lavori straordinari e $500.000 di spesa, lavori straordinari che si sono aggiunti ai lavori ordinari. Oltretutto notevoli danni erano emersi a causa dell'alluvione dello scorso febbraio e intanto sono stati ripristinati nuovi ambienti e messi in sicurezza alcuni massi. I lavori di manutenzione del sito di interesse storico-culturale e naturalistico gestito dal Parco Archeologico Naxos Taormina e diretto da Gabriella Tigano hanno riguardato sia gli esterni con i giardini e la parte rocciosa che gli interni dentro la storica Villa Bosurgi. Attraverso questa porta segreta, vedete, basta spingerla, si accede in un altro sito dove troviamo uno degli ambienti che sono stati appena restaurati. Questa è la zona notte della villa dove la famiglia Bosurgi, ex proprietaria di questa casa, veniva a trascorrere qualche giorno e lo vedete da questo telaio di un letto che probabilmente appunto utilizzavano.
Tra gli interventi anche quello che ha riguardato la storica Darsena in cui approdavano le barche. È stato uno dei lavori più importanti che abbiamo voluto realizzare, perché è una cosa molto particolare questa dell'accesso via mare che garantiva ai bosurgi di entrare direttamente, diciamo, all'interno di questo gioiello che è l'Isola Bella dal mare. L'Isola Bella è uno dei simboli più rappresentativi della Sicilia, raggiunto ogni anno da numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. It's beautiful. It's very Qual è la parte che più vi è piaciuta? La casa? Solo là. È buonissima, sì. Da dove venite? Australia, Sydney, Australia, sì. Noi ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi ci occuperemo del calcio Catania. Ultima parte di Sicilia 24, c'è una settimana all'apertura della sessione estiva di calciomercato e il Catania, che ricordiamo è tornato tra i professionisti, lavora sotto traccia per consegnare a Tabbiani una rosa già completa per l'inizio del ritiro. Angelo Gagliano. -7 al calciomercato d'estate. Per quella data il Catania conta di poter già depositare i primi contratti ed è per questo motivo che il direttore sportivo rosso-azzurro Antonello Laneri lavora senza sosta, agenda fitta di impegni, la sua ma anche quella di Vincenzo Grella. La rosa della scorsa stagione sarà rivoluzionata con una quindicina di innesti che interesseranno tutti i reparti. Tra Tabbiani, ancora in vacanza, e la dirigenza etnea c'è un confronto continuo. L'obiettivo è completare la rosa prima dell'inizio del ritiro precampionato. Nonostante le liste di trasferimento siano ancora chiuse, i nomi accostati al Catania sono tanti, su tutti quelli di Patierno e Caturano, entrambi in doppia cifra lo scorso campionato. Il primo autore di 19 gol con la maglia della Virtus Francavilla, il secondo assegno 17 volte con il Potenza. Su entrambi però avrebbe messo gli occhi il direttore sportivo dell'Avellino Giorgio Perinetti. Il Catania comunque non ha alcuna intenzione di partecipare ad un'eventuale asta. La dirigenza etnea, così come è accaduto la scorsa stagione, punta su giocatori motivati e pronti ad abbracciare la causa rossa-azzurra. Ed è forse per questo motivo che avrebbe sondato anche alcuni ex che hanno lasciato un buon ricordo. Tra loro il trequartista Alessio Cuccio, ma l'elenco di nomi sull'agenda del DS Laneri è lungo. Come detto, arriveranno rinforzi in ogni reparto, ma ci sarà spazio anche per delle conferme. Castellini e Chiarella su tutti. L'estate è lunga, così come il calciomercato. Intanto la Lega Pro nei giorni scorsi ha fissato le date per la prossima stagione. Si parte domenica 27 agosto e si andrà avanti fino al 28 aprile del prossimo anno, con 3 turni infrasettimanali ancora da determinare. Il campionato si fermerà come sempre per le festività di fine anno. Domenica 5 maggio scatteranno invece i play-off, mentre i play-out si giocheranno l'11 e il 18 maggio. La stagione del Catania comincerà, lo ricordiamo, il 24 luglio a Zafferana, dove i rossazzurri resteranno in ritiro fino a metà agosto. Ed è stato consegnato presso i campi Leo Soccer di Catania l'assegno con il ricavato della 15ª edizione dell'evento di beneficenza Un gol per la solidarietà, svoltosi lo scorso 3 maggio allo Stadio Massimino. Il ricavato della manifestazione, un quadrangolare di calcio tra la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, le All Star siciliane, la Nazionale Giornalisti e una formazione composta da partner dell'evento denominata Dream Team, è stato destinato alle famiglie catanesi in difficoltà che attraverso l'associazione Onlus Regala un Sorriso riceveranno dei buoni spesa. Alla consegna erano presenti l'organizzatore della manifestazione Luca Napoli con i giocatori delle All Stars Sicilia, il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, e la presidente dell'associazione Onlus Regala un Sorriso, Sonia Di Stefano. Con questo è tutto, il telegiornale è finito, vi do appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14 e adesso vi lascio alla lettura dei giornali, alla rassegna stampa curata oggi dal collega Angelo Gagliano. Buona giornata.